Buongiorno, in questo tutorial vedremo le modalità operative per la registrazione dei prelievi della Tortora. Accedere è molto semplice, è sufficiente collegarsi al portale di Regione Veneto per la mobilità venatoria, all'indirizzo web www.movemose.it. In questa pagina è necessario inserire tre informazioni: la provincia di rilascio del tesserino, il codice fiscale del cacciatore e il numero di tesserino venatorio. In questa simulazione la provincia di rilascio è Venezia, andiamo a selezionarla dal menu a tendina e una volta compilati correttamente gli altri dati, il tasto avanti si attiva diventando verde ed è possibile così cliccare. Ci troviamo ora nella home page del portale per la mobilità venatoria e come vedete è stato aggiunto il tasto Caccia della Tortora, che rappresenta proprio la nuova funzionalità di registrazione degli abbattimenti. Clicchiamo per accedere alla pagina dove è possibile aggiungere gli abbattimenti. Clicchiamo sul tasto Aggiungi registrazione, si apre una maschera dove si propone l'ultima data di calendario venatorio disponibile, che in questa simulazione corrisponde al 3 settembre 2022. Qui andremo a inserire il numero di esemplari abbattuti, ad esempio 2, e poi dovremo scegliere se l'abbattimento è avvenuto all'interno di un ATC, di un ambito territoriale di caccia, o di un comprensorio alpino. Andiamo a selezionare un ATC, che sono in ordine alfabetico per provincia, troviamo quindi per prima Padova e scorrendo arriviamo fino alla fine a Verona. Andiamo ad esempio a selezionare Verona 01 del Garda. Attenzione perché la registrazione avviene istantaneamente e dopo il salvataggio i dati non si possono più modificare. Andiamo a cliccare quindi su Salva e la registrazione è inserita con successo. Aggiungiamo un'altra registrazione su un comprensorio alpino. Clicchiamo su Aggiungi registrazione, la data del prelievo è la stessa, andiamo a mettere il numero di esemplari abbattuti, ad esempio 3, e andiamo a selezionare il comprensorio alpino. I comprensori alpini sono sempre in ordine alfabetico per provincia. Andiamo ad esempio a selezionare Belluno Lamon. Anche in questo caso clicchiamo su Salva. Il sistema propone un alert che ricorda che sono già stati registrati degli abbattimenti per la stessa data. Cliccando su Conferma, continuiamo e la registrazione avviene con successo. Ricordiamo le regole per quanto riguarda gli abbattimenti. Sono concessi 5 esemplari cacciabili al giorno per singolo cacciatore e un massimo di 15 esemplari cacciabili dal singolo cacciatore nell'arco dell'intera stagione venatoria. A questo punto, una volta terminate le registrazioni che vengono monitorate da Regione del Veneto, per uscire dall'applicativo è sufficiente cliccare su Logout.